abbiamo scoperto che a Monfalcone ci sono le due veline, così ha detto il signor Anzoetto. Allora, cosa diciamo di questa edizione 2012 del Carnevale Monfalcone? Temevamo che il tempo ci avrebbe traditi, invece è andata molto bene, la giornata è bellissima, c'è moltissima gente e c'è molta voglia di stare insieme e stare in piazza. Credo che sarà un bel carnevale. Possiamo dire che lei rispetto ad Alemanno, sempre è venuta prima, ha buttato il sale, dunque Giove Pluvio ha preferito rimanere da altre parti. Devo dire la verità che mi ero veramente premunita, abbiamo predisposto tutto e siamo contenti che non sia servito. Insomma, un Carnevale 2012, la gente ha risposto alla grande, un giorno, si può dire un giorno in cui si dà un calcio alla crisi. Sì, un giorno in cui si dà un calcio alla crisi, si prendono le cose un po' più alla leggera, è anche giusto così. Sono contenta che i monfalconesi siano usciti di casa per venire qui in questo modo, con questo spirito. Questo dimostra che quando si fa squadra i risultati si vedono. Io credo di sì, credo che sentire che ci sono tante persone che si danno da fare per questo carnevale in città dà un buon segnale. E dunque Monfalcone è un esempio da esportare. Io spero di sì, spero che comunque vada di sentire nel cuore questa manifestazione così in modo leggero come sia lo spirito giusto. E sulle note della banda si chiude il Carnevale Monfalconese. Abbiamo sentito il sindaco, buoni presagi e come si dice in bisiacaria ai postier l'ardua sentenza.